Il sindaco è autorità di pubblica sicurezza, è autorità sanitaria, lo dice la legge, ma sono sviliti di tutti questi poteri perché abbiamo visto insomma, che alla fine te li trovi davanti al municipio e devi risolverti il problema. Chiami la prefettura, ti dice arrangiati come puoi, per cui non è un problema sicuramente di sindaci leghisti o di sindaci del centrodestra, anche i sindaci del centrosinistra sono molto arrabbiati. Quanto sta accadendo in Veneto Orientale fa infuriare il vicegovernatore Gianluca Forcolin. Lo storico militante della Lega si dice preoccupato per le tensioni sociali che stanno emergendo. La colpa però non è dei sindaci, sostiene, tantomeno dei cittadini. La prefettura da una parte e il governo dall'altra non stanno facendo nulla per rallentare questa tensione che ahimè spero rimanga contenuta, ma gli animi sono tanto esasperati e non biasimo appunto questi cittadini. Proviamo a metterci nei panni di chi appunto ha comprato oggi un appartamento e si trova nel proprio pianerottolo magari 8-10 persone con abitudini, culture e modi di vivere completamente diversi dai nostri. Critiche durissime alle prefetture anche dal Movimento 5 Stelle che si schiera nettamente dalla parte di chi protesta. Solamente una persona che o è in malafede o ha deciso di far impazzire le persone può gestire in questo modo i profughi. Mettere, come è successo a Quinto, 100 profughi all'interno di case di persone che pagano un affitto, che magari hanno pagato un mutuo o lo stanno pagando, svalutando quello che è il loro investimento di una vita, vuol dire fare impazzire e creare la famosa guerra tra i poveri. Noi non vogliamo questo, anzi stiamo dalla parte di chi in questo momento è schiacciato da questa situazione. Più sfumata invece la posizione del Partito Democratico, secondo cui le difficoltà di questi giorni sarebbero dovute al rifiuto della Regione di farsi parte attiva, collaborando con i prefetti per coordinare la situazione. Stiamo parlando di numeri che saremmo stati in grado sicuramente di gestire molto meglio se non ci fosse questa conflittualità istituzionale tra Regione, tra prefetti e comuni. Qui è mancata una regia politica, sono numeri risibili di fronte alle quali dovremmo sicuramente aver avuto un coordinamento migliore. Chiaro che giocando a girarsi dall'altra parte questi poi sono i risultati sulla pelle dei cittadini.